io penso che il problema non siano né i giovani né gli adulti, il problema è che siamo dentro una pandemia e ovviamente le possibilità di un contagio in un mondo che è strettamente connesso, insomma, sono molte. E il punto è che noi siamo stati travolti da questa pandemia perché in questo paese, più che in altri paesi europei, faccio l'esempio della Francia e della Germania, in Germania sono stati moltissimi contagiati, sono state fatte delle politiche sanitarie che hanno ridotto enormemente la capacità di contrasto di fenomeni come questi. Al di là delle chiacchiere di Zaia e della Lega, vorrei ricordare che dal 2000 in poi, cioè no, negli ultimi 20 anni e comunque nel periodo che la Lega ha governato in questa regione, sono stati tagliati il 25% dei posti letto in terapia intensiva e sono stati chiusi i magazzini con i dispositivi di protezione individuale perché erano un costo. Questa politica è stata fatta anche in altre regioni, è stata fatta anche dal governo nazionale. Il punto politico però resta il fatto che oggi per affrontare questa pandemia e altri eventi possibili di estrema gravità come questo è necessario un investimento di carattere strategico nella sanità pubblica e bisogna dismettere la pratica che continua anche in questa regione di sostenere la medicina privata, la sanità privata. Questo è il punto. Noi abbiamo bisogno di una forte struttura di sanità pubblica, di una forte capacità di prevenzione, non solo rivolta alla pandemia del Covid, ma rivolta al fatto che noi viviamo in un mondo dove fenomeni di questa natura e possibilmente anche più gravi possono ripetersi nell'arco di un decennio o 2 decenni, eccetera. Questo si sapeva, il punto è che questo si sapeva, era noto perché questa possibilità era prevista in tutta la pubblicistica di carattere scientifico che trattava di queste questioni. C'erano già allarmi di scienziati importanti su questo, ma è prevalsa la logica del taglio dei costi, del taglio della sanità. Si sono fatte campagne contro i dipendenti pubblici della sanità che adesso sono portati sugli scudi e sugli allori. Si è parlato dei furbetti del cartellino, vi ricordate? Perché forse questa memoria ce l'ho solo. Invece noi dobbiamo fare tutt'altra politica, investire in maniera molto importante sulla sanità pubblica e sulle strutture di prevenzione che sono state negli anni dismesse da una logica folle che è stata quella di pensare che la sanità non era un diritto, ma un costo che andava in qualche maniera contenuto, aziendalizzando il sistema della sanità pubblica, perché voi avete sei vissuto su un'altra regione no, fino ho vissuto in questa regione perché vuoi contestarmi il taglio dei regione, ma guarda che qui in Veneto dimmi quanti letti di terapia intensiva c'erano quando è cominciata la pandemia del Covid. Dimmi quanti letti di terapia intensiva e quanti ce n'erano 20 anni prima. 68 ospedali, non è stato chiuso uno, abbiamo 90.000 dipendenti. Dove sei vissuto fino adesso? Forse i forbetti del cartellino li hai visto? A Este non avete chiuso abbiamo fatto un ospedale nuovo lì, abbiamo fatto un ospedale nuovo di zecca con migliaia di posti. Ma cosa stai dicendo? Dimmi quanti sei erano vissuto i letti in Calabria di terapia intensiva nel 2000? Abitavi in Calabria forse? No, in guarda, sono Veneto, sono nato qua e sono più di 60 anni che vivo qua. Guarda, tra l'altro noi siamo stati anche con il Covid, perché voi negate cosa sempre, neghiamo? e avete fatto i tagli alla sanità perché ci sono i numeri sui tagli ai posti letto e ai posti di terapia intensiva, ci sono i reparti chiusi. Io penso che ci sia un punto nevralgico attorno a tutta questa questione
Vabbè, speriamo che arrivi il vaccino, cioè, abbiamo magari più preparazione, abbiamo fatto un'esperienza, c'è l'esperienza che è stata fatta. Secondo me c'è un punto però dove forse l'esperienza fatta non è stata sufficiente, ed è tutto il tema che riguarda la questione dei trasporti e della mobilità. Io sono molto preoccupato su questo punto, anche perché la scuola, in realtà non ci sono i servizi necessari, non ci sono numeri sufficienti di autobus, eccetera, non ci sono le strutture. Cioè, è da preoccuparsi molto quando a settembre, ottobre, in autunno ci saranno gli studenti che vanno a scuola e anche i lavoratori che usano il mezzo pubblico. Secondo me questo è un punto fondamentale. L'investimento sul trasporto pubblico locale è fondamentale. Ad esempio non è così fondamentale la TAV, insomma, no? Che è stata festeggiata ieri dal ministro Miceli e da Luca Zaia. Penso che ad esempio molti investimenti andrebbero invece fatti nel potenziamento delle reti ferroviarie locali, nel trasporto pubblico locale, perché quella è un elemento di prevenzione. Questo è il mio auspicio. Insomma, se devo fare un ragionamento serio attorno a questo, penso che deve essere, come dire, sotto una lente molto importante tutto il tema del trasporto pubblico e della mobilità. E anche in Lombardia, anzi, le eccellenze lombarde sono ancora più eccellenti dell'eccellenza veneta. Solo che il problema è che in Lombardia, meno in Veneto sicuramente, sono stati fatti pesanti tagli alle strutture territoriali, agli ospedali sul territorio, e si è tagliato, ad esempio, sui servizi preventivi come le strutture che dovevano essere utilizzate, i reparti di terapia intensiva, i magazzini di dispositivi di protezione individuale. Questo non c'entra nulla. Questa è la risposta. La critica alla sanità veneta non riguarda la capacità. Allora, la Costituzione italiana sancisce nell'articolo 32 il diritto alla salute. Il diritto alla salute è certamente quello anche di essere curato in un ospedale di eccellenza se ha un tumore, ovviamente, ma soprattutto dice che compito della Repubblica è garantire la salute dei cittadini. Garantire la salute dei cittadini è soprattutto avere la capacità di prevenire che i cittadini si ammalano, avere quei servizi, quelle strutture, quelle politiche sociali e sanitarie che, come dire, contengono la possibilità che i cittadini si ammalano. L'esempio della pandemia è fondamentale, perché nella pandemia è mancata anche nel Veneto, nonostante quello che dice Zaia. Poi la struttura aveva una sua rilevanza sul piano territoriale e ha tenuto di più, ma sul piano della prevenzione i tagli sono stati fatti come nei 25 anni le terapie intensive sono state fatte con decreto 70 dei governi di centrosinistra, che hanno fissato il 3 per 1000 di terapie la responsabilità è condivisa. La responsabilità, io non sono stato al governo con le 70. Noi non siamo il centro-sinistra, siamo una lista alternativa.